Da questa mattina all'alba sono molti i posti di controllo attivati dalle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, su tutte le strade del Veneto per far rispettare il decreto. Ci stanno lavorando da questa mattina all'alba per verificare i documenti, quindi controllare gli spostamenti delle auto se sono autorizzati. Questo è il loro compito. Il compito non è quello di fare repressione o creare psicosi, ma far rispettare il nuovo decreto. L'invito insomma è quello di rimanere a casa e di spostarsi solo se necessario, come prevede la norma del governo. Le forze dell'ordine sono presenti a macchia di leopardo su tutto il territorio, dal confine con Rovigo all'Alta Padovana, dai caselli di Padova e Vicenza alle strade dei Colli Euganei. Il meccanismo è questo: l'automobilista viene invitato a esibire l'autodichiarazione, scaricabile dai siti ministeriali, che spiega il motivo dello spostamento. La carta viene poi verificata dalle forze dell'ordine, in caso anche trattenuta, e poi approfondita successivamente. Le autocertificazioni esibite dalle persone identificate nel corso dei controlli, fa sapere ad esempio la questura di Padova, saranno oggetto di ulteriore approfondimento per appurarne la veridicità attraverso la consultazione delle banche dati e degli archivi informatici. Insomma, non si scherza, i controlli ci sono e rigorosi, anche se chi è in regola non ha nulla da temere. Gli agenti sono pronti ad aiutare i cittadini nella compilazione se risulta un problema, e molti sono gli automobilisti che si fermano di loro spontanea volontà per chiedere chiarimenti, e poi quasi sempre il controllo si conclude positivamente. Ma tutti gli automobilisti che sono stati fermati finora, al termine dei controlli da parte di questi carabinieri, immagino di tutti, c'è stato comunque un sorriso, perché è una situazione difficile per tutti. Due operai di Padova invece, giunti per motivi di lavoro a Capri, dove avevano preso alloggio in una pensione, sono stati denunciati dalla polizia per aver violato la zona rossa che era in vigore al momento della loro partenza. Ora dovranno restare nella pensione per i 14 giorni previsti per la quarantena.